Doppio appuntamento oggi nella provincia di Treviso, questa mattina a parlare di turismo nella città di Treviso, nel suo Inno TV, e oggi qui a Conegliano, all'interno di uno spazio che l'Innovation Lab ha permesso ulteriormente di riqualificare, quindi un doppio obiettivo raggiunto: da una parte cercare di portare un acculturamento dal punto di vista digitale, che è uno dei temi dell'Innovation Lab, dall'altro utilizzare queste risorse anche per far sì che nuovi spazi ritornino nella disponibilità della città. Nel pomeriggio siamo appunto a parlare di agricoltura, del settore primario, quindi quello che sembra quanto più distante da un mondo digitale. Invece abbiamo compreso da una prima presentazione, dai tavoli che si stanno adesso iniziando a preparare e a discutere, come nel settore primario ci sarà una grandissima rivoluzione. Addirittura si parla della quarta rivoluzione agricola, quella dell'agricoltura digitale, dell'agricoltura 4.0, e credo che in una regione come la nostra, dove il settore primario rappresenta uno dei settori portanti della propria economia, avere un'attenzione a questo settore e a chi ha ancora voglia di investire utilizzando le innovazioni digitali e tutto quello che le tecnologie future ci permetteranno di ottimizzare questo tipo di iniziative, naturalmente nel solco della sostenibilità, deve trovare una regione capace di essere al loro fianco e di sostenerle anche dal punto di vista economico, con quei bandi che la nuova programmazione europea permetterà di raccogliere al meglio le risorse, le idee e le proposte per un Veneto sempre più competitivo. Oggi pomeriggio a Conegliano abbiamo aperto il tavolo Innovation Lab del settore primario dell'agricoltura. Siamo partiti nell'analisi di alcuni obiettivi dell'Agenda 2030, a cominciare da uno degli obiettivi fondamentali, che è il combattere la fame nel mondo. Per fare questo il settore del digitale diventerà sempre più importante e fondamentale. Pensiamo all'agricoltura 4.0. Grazie a questa potremo utilizzare le nuove tecnologie per utilizzare le macchine agricole in maniera innovativa, per aumentare la logistica nel settore agricolo e anche nel settore della commercializzazione dei nostri prodotti. Il compito è quello di aiutare le nostre piccole e medie aziende a fare il salto di qualità sul sistema del digitale, e i prossimi bandi della PAC 21-27 insieme al PNRR, quindi al piano di ripresa e resilienza, punteranno proprio su queste tematiche, per non parlare di un altro fondamentale aspetto che riguarda l'uso irriguo dell'acqua, che sempre più deve essere risparmiata, centellinata, che diventerà un grande obiettivo non solo della Regione Veneto ma a livello planetario. Secondo la FAO e secondo altri molti osservatori autorevoli, stiamo vivendo la cosiddetta quarta rivoluzione agricola, cioè l'agricoltura digitale. È un'agricoltura che consentirà di ottimizzare i sistemi e consentirà di raggiungere quelli che sono gli obiettivi delle Nazioni Unite. Come raggiungeremo tutto questo? Sicuramente ci sarà uno sviluppo della sensoristica, si andrà verso sensori sempre più precisi, chiamati iperspettrali. Si utilizzeranno anche i sensori di temperatura e sensori che elaborano dati e immagini ottenuti da telecamere. Dal punto di vista commerciale sono due le pratiche che hanno attirato attenzione da parte dei produttori di robot. Il diserbo con i robot e la raccolta con i robot. Nel primo caso questa pratica viene proprio stimolata dalla richiesta anche da parte della comunità europea di ridurre l'impiego dei diserbanti. Nel secondo caso si sta cercando di alleviare quella che è una pratica molto onerosa a carico degli agricoltori, anche se attualmente le prestazioni di questi robot non sono del tutto soddisfacenti, ma si spera che nel futuro, grazie appunto allo sviluppo della tecnologia della meccatronica, i risultati saranno senz'altro più promettenti. Innovation Lab per Conegliano ha visto la partecipazione di molti attori importanti
che tutti assieme hanno composto quel quadro che ci ha portato a vincere il bando regionale e ci ha portato soprattutto a riqualificare una zona di Conegliano che era una zona problematica, per cui non solo grande innovazione ma anche la possibilità di far rivivere un'area nella quale vedevamo molto degrado. Abbiamo detto prima in conferenza stampa che la cosa importante non sono solo i contenitori ma i contenuti, e qui abbiamo da un lato rimesso a posto i contenitori, ma soprattutto riempiti questi contenitori con laboratori importanti per i giovani, importanti soprattutto per un approfondimento culturale, etico e sociale che deve vedere i giovani al centro. Abbiamo dei giovani con grandissime potenzialità, dobbiamo essere in grado però di intercettarli. Per intercettarli dobbiamo fargli proposte serie, concrete, e Innovation Lab va proprio in questa direzione, nella direzione, come ho detto prima, di riportare un'area centrale di Conegliano a rivivere, ma soprattutto riportare i giovani al centro dell'attenzione, con laboratori importanti nei quali essi possano crescere, ma soprattutto possano approfondire tematiche oggi fondamentali per la nostra società. Dobbiamo puntare su di loro, sono i giovani il nostro futuro, ma sono anche il nostro presente, per essere in grado di gestire, devono conoscere le varie realtà, e questi laboratori faranno in modo che questo avvenga.